Il sommario di questa settimana. Il lavoro di squadra fa vincere la specificità bellunese. Reti d'impresa tra Veneto e Sardegna. POS, aperto il tavolo per ridurre i costi. Ed infine Consorzio regionale di garanzia privilegia il territorio. Rinnovato buon fine settimana, ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Il 30 luglio 2014 resterà una data storica per il territorio bellunese. Il Consiglio regionale del Veneto ha votato la specificità della provincia di Belluno che vedrà attuazione entro 12 mesi. Per Confartigianato Belluno è un traguardo di grande soddisfazione perché vede coronato il proprio impegno avviato con la pubblicazione del Libro Bianco sulla montagna veneta ancora nel 2012. I cui contenuti sono stati recepiti per la quasi totalità nel disegno di legge numero 370 dello scorso anno approvato il 30 luglio. Voglio esprimere un ringraziamento a tutti e tre i consiglieri regionali bellunesi, Bond, Reolon, Toscani, dichiara Giacomo Deon, presidente di Confartigianato Imprese Belluno, presente ai lavori del Consiglio nella folta delegazione bellunese scesa in laguna. Dicevamo, esprimere il ringraziamento per il lavoro svolto in maniera condivisa con il preciso obiettivo del conseguimento del risultato finale. Hanno svolto un vero lavoro di squadra, facendo così prevalere le istanze bellunesi sui personalismi degli altri vari consiglieri regionali. Per la provincia di Belluno, conclude Deon, inizia una nuova era. Le differenze con Trento, Bolzano ed il Friuli cominceranno a ridursi concretamente. Il Centro Consorzi ha partecipato a Cagliari nei giorni scorsi al workshop sul tema edilizia sostenibile, promosso attraverso Confartigianato per avviare possibili sinergie e reti d'impresa tra aziende sarde e venete. Proprio al comparto dell'artigianato è stato demandato lo sviluppo del settore dell'edilizia sostenibile. A Cagliari il Veneto ha presentato idee di lavoro nell'ambito delle costruzioni di legno, dell'impiantistica per la casa, dell'efficientamento energetico negli edifici storici, oltre alla promozione del consorzio Fenestra Veneta e alla partecipazione a fiere. Segue ora una fase di sviluppo di progetti che dovrebbero poter essere attuati grazie a bandi di filiera. In autunno è atteso un bando per le ditte venete con il contributo del 50%. Qualche timido segnale di ripresa arriva dai dati di Unioncamere sulla natimortalità delle imprese artigiane nel secondo trimestre 2014. In Veneto torna il saldo positivo che mancava da diversi trimestri, pari allo 0,10%. La nostra regione però fa meno bene del nord-est, rimanendo anzi sotto la media nazionale per l'andamento delle natimortalità delle imprese artigiane. L'artigianato bellunese purtroppo invece continua a perdere unità, mentre in tutte le altre province venete è sostanzialmente stabile, a esclusione di Padova dove il tasso di crescita arriva allo 0,20%. Cambiamo argomento. A distanza di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo dell'accettazione dei pagamenti di importo maggiore ai 30 euro con moneta elettronica, in questi giorni presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato avviato il tavolo di confronto tra le parti interessate: Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, organizzazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti, in modo da condividere un percorso comune per colmare il forte ritardo rispetto agli altri paesi europei che l'Italia registra nell'uso della moneta elettronica e per condurre a una riduzione dei costi associati a questa modalità di pagamento, attivando economie di scala, efficientamenti e maggiore concorrenzialità. Termina qui l'informazione di Impresa Diretta, ora spazio alle rubriche tra cui un approfondimento sull'operatività del Consorzio regionale di garanzia in provincia di Belluno che in questi giorni ha presentato il piano strategico per il prossimo triennio, prevedendo azioni articolate a favore del territorio. Ne parlerà nel servizio che segue il consigliere di amministrazione bellunese del Confidi, Renato Caldart. Per farle capire le difficoltà che stiamo vivendo in questi anni, è come chiedere a un marinaio come va in un mare in tempesta. Noi imprenditori abbiamo speso tutte le nostre forze e spero che il governo, le forze politiche, sindacali si rendano conto che in questo modo non possiamo continuare a lungo. O si cambia rotta o finiremo male. La nostra associazione Confartigianato e il nostro Confidi di riferimento, il Consorzio di Garanzia Veneto, hanno intrapreso una forte azione di sostegno delle nostre aziende artigiane. Nel settore del credito abbiamo definito una serie di azioni che vanno a facilitare
ad alleggerire i troppi vincoli burocratici. Abbiamo messo in campo l'accesso al credito, il sostegno con accompagnamento in banca per evitare le brutte figure nel vedersi rifiutare in certi casi finanziamenti o appesantimenti dei tassi. Una consulenza finanziaria individuando settore per settore le linee di accesso al credito agevolato e facilitando la presentazione delle domande. Poi l'attivazione del sistema del recupero dei crediti. Questo abbiamo pensato di fare come un pronto soccorso, non si vuole andare oltre all'azione semplice di inizio della pratica per poi lasciare liberi i nostri soci ad agire nella loro discrezionalità. Ultima, l'informazione sulla ricerca del credito attraverso la CRIF dello stato di salute delle aziende, evitando, se possibile, di finire, specialmente le nostre aziende che molto spesso fanno di subappalti, di finire in aziende che sono già decotte o comunque aziende a grande rischio. A tutto ciò si aggiunge quanto già realizzato dal Consorzio regionale di garanzia, con la fusione in materia di autonomia locale, di valutazione e delibera dei fidi, con un comitato tecnico di artigiani bellunesi che esamina parte degli affidamenti delle imprese socie ed un consigliere di amministrazione locale delegato alla delibera di materia di garanzie con una maggiore frequenza di esame delle pratiche passata da 2 settimane a pochissimi giorni. Tutto questo in una panoramica, come abbiamo detto all'inizio, di grandissima difficoltà, ma della quale la Confartigianato di Belluno, il Consorzio regionale di garanzia, spera di poter dare una mano alle nostre aziende per superare o perlomeno alleggerire le grandissime difficoltà che stiamo incontrando. Che servizi offrite oltre alla vendita di preziosi? Noi abbiamo un laboratorio molto ben attrezzato, abbiamo dei ragazzi che hanno studiato sia per il design che per l'esecuzione dei gioielli e quindi con questi nostri collaboratori abbiamo possibilità di creare gioielli veramente in maniera molto specifica e vasta. Viene comunque proposto al cliente prima di tutto il disegno dell'articolo che si deve eseguire, dopodiché una volta stabilito che è quello che il cliente ha in mente di eseguire, viene proprio completata l'opera nel nostro laboratorio, dalla fusione in poi di tutto l'oggetto. Nel nostro laboratorio, comunque, dopo il prodotto vendita, viene eseguita una certa assistenza di riparazioni, di abbellimento post uso e via dicendo. Quindi abbiamo la possibilità di garantire appunto ai nostri clienti tutto un servizio con delle specifiche lavorazioni anche di restauro, eventualmente per quel che riguarda gioielli antichi e così via. Inoltre abbiamo un orologiaio che è molto ben preparato, ha eseguito dei corsi di preparazione per orologi anche meccanici, automatici, importanti, e appunto è un servizio che appunto stiamo dando a tutta la nostra clientela da parecchi anni e che ci teniamo a sottolineare, insomma, ecco. Tra l'altro voi avete anche 2 esperti di gemmologia. Sì, esatto, c'è sia mio marito che mio figlio, tutti e 2 periti gemmologi, e sono in grado di analizzare e valutare qualsiasi tipo di gemma, perché abbiamo anche l'attrezzatura necessaria per eseguire questo tipo di esame. E, inoltre proponiamo, per nostro gusto, per nostro piacere, una vasta gamma di gemme preziose o meno che possono soddisfare tantissimi appassionati, direi, di gemmologia o comunque di mineralogia, cioè il fatto che la gemma preziosa possa dare a ognuno una soddisfazione diversa, non so, a chi piace un tipo di pietra, a chi un colore e così via.
Oggi anche internet è uno strumento valido per la vendita o la promozione dei prodotti. Che approccio avete con la rete? Beh, noi siamo presenti in rete. Abbiamo un sito che è www.bailoma.it, però non ci serve per la vendita, ma per la promozione dei nostri articoli. Siamo inoltre collegati con vari portali di ditte diverse, per cui poi uno che è interessato va alla ricerca della ditta specifica, del prodotto, della novità e così via. Usiamo social network come Facebook appunto per tenerci collegati ai nostri clienti e presentare eventi, promozioni, prodotti di novità e così via. Per cui insomma sì, siamo presenti e ci teniamo, è un mondo nuovo che va seguito, insomma. Primissima qualità, qualità rossa, bianca e verde, così si presentano i piumini nel suo sito internet, ma cerchiamo di capire qual è la differenza tra le varie piume. Le 4 qualità che hai citato fanno riferimento a 4 tipi di allestimento, di qualità di piuma e di tessuto, con la quale produciamo tutti i modelli di piumini. Tutti questi modelli sono proposti e prodotti in 4 qualità di imbottitura, che sono appunto la qualità verde, rossa, bianca e primissima qualità, e fanno riferimento alla composizione dell'imbottitura e al tipo di tessuto che viene utilizzato e associato a questa imbottitura. La qualità verde è una miscela di piumino e piumette, 90% fiocco di piumino, 10% piccole piumette, che sviluppa una certa resa. La resa del piumino si misura in pollici cubici, è una misurazione standard che possiamo fare attraverso una macchina che abbiamo in casa, e questo va a determinare poi il peso del singolo articolo che andrà fatto con questa imbottitura. L'imbottitura qualità rossa invece è sempre una miscela 90% fiocco di piumino, 10% piumette, per lo più sempre bianca, la differenza rispetto a quella è che ha una resa superiore. Per un piumino con questo tipo di imbottitura ne basta 1,1 kg, il volume che sviluppa è esattamente lo stesso. Qui abbiamo l'imbottitura qualità bianca, qui abbiamo un 100% fiocco di piumino oca con un particolare trattamento che si chiama Nocar, che viene fatto in fase di lavaggio e sterilizzazione, che sostanzialmente crea un microfilm attorno al fiocco di piumino, facendone aumentare la resa, ma soprattutto la cosa importante, rendendolo molto più resistente all'usura e ai lavaggi. Un'imbottitura che abbia questo tipo di trattamento garantisce il mantenimento della resa fino a 12 cicli di lavaggio, che vuol dire che se si lava una volta all'anno, fino a 12 anni il piumino si può considerare ancora nuovo senza perdita di volume. Qui invece abbiamo la primissima qualità, qui abbiamo un 100% piumino fiocco d'oca selezionato in base alla grandezza dei fiocchi, proprio per sviluppare un'alta resa. Per un'imbottitura matrimoniale, mentre per la qualità verde ne servivano 1,250 kg, qui ne bastano solo 750 grammi. Alle 4 imbottiture vengono associati i 4 differenti tipi di tessuto. Chiaramente, partendo dalla qualità verde, che è anche quella un po' più economica, avremo un tessuto sempre a tenuta di piuma. Con l'imbottitura qualità rossa avremo un tessuto, anche qui sempre da 130 grammi, però 60 fili per 60 fili a centimetro quadrato, per cui un tessuto molto più resistente e tra l'altro molto più fitto. Con la qualità bianca utilizziamo un tessuto da 105 grammi a metro quadro, quindi un tessuto molto più leggero e con una costruzione molto più forte e più importante. Con l'imbottitura primissima qualità andiamo su un tessuto leggerissimo da 75 grammi a metro quadro, per cui una qualità veramente alta, e un peso leggerissimo del tessuto che, accompagnato al peso leggerissimo dell'imbottitura, permette di dire che un piumino con questa imbottitura rispetto a un piumino con la qualità verde può avere anche 1 chilo di differenza. Termina qui un'altra puntata di Impresa Diretta, grazie per averci seguito. I nostri numeri di riferimento, lo 0437 933 201 per qualsiasi informazione, e poi il nostro sito internet www.confartigianatobelluno.eu.